Anziché trovarci una strada d'albergo e scambiarci i bigliettini, così abbiamo modo per camminare, confrontarci, bere un caffè e ognuno può praticamente illustrare la propria attività, insomma. Luogo Parc Miani, Treviso, un intero piano, il terzo a disposizione. Arrivano auto, arrivano furgoni, ma stavolta chi li guida non sosta per andare in città, ci si ferma qui e improvvisamente un park multipiano diventa luogo di scambio e di conoscenza. Nasce così Park and Meet, un evento unico nel suo genere pensato dal Consorzio Universo Treviso, il gruppo di 154 imprese cuore pulsante a supporto dell'Universo Treviso Basket. È la prima volta che viene realizzata una cosa di questo tipo e l'obiettivo era quello appunto di trovare un luogo nel quale gli espositori, i consorziati arrivassero con il loro veicolo, parcheggiassero, quindi anche a livello di costi siamo quasi pari allo zero e poi ovviamente c'è chi ha voluto personalizzare in qualche modo la sua presenza. In molti si conoscono già vedendosi sugli spalti come tifosi della De Longhi, ma qui nasce il networking per fare rete d'impresa fra le aziende più disparate. Utilizzare intanto la struttura è originale, il park è originale e comunque utilizzare queste modalità di incontro per favorire anche il business, perché alla fin fine siamo qua per quello, è una cosa molto interessante. Cervello al business e cuore al basket. L'obiettivo è proprio quello, creare delle sinergie tra le aziende che compongono questo consorzio in modo da far sì che anche di crescere economicamente e quindi raccogliere dei fondi che possono chiaramente giovare alla nostra squadra.